Buone notizie per il turismo regionale, aperti proprio in questi giorni gli aeroporti verso una serie di destinazioni nazionali e internazionali. E se lo sbarco di Tessera non aveva mai formalmente chiuso i battenti, in questi giorni ricomincia a vedere i primi turisti grazie alla ripresa dei primi collegamenti con Amsterdam e Parigi. Questa è una bella notizia soprattutto per Venezia che vive di un turismo internazionale proveniente anche da extra UE. Noi per mille motivazioni anche legate all'indotto che l'aeroporto porta in termini anche di posti di lavoro, speriamo che a presto ci sia questa possibilità, anche perché i paesi vicini, alcuni hanno già dichiarato l'apertura delle frontiere, altri lo faranno attorno al 15 di giugno, quindi in ogni caso avremo questi 15 giorni della prima metà di giugno che siamo ancora in discussione con alcuni paesi europei per capire se potranno venire. E se Venezia respira grazie ad un turismo internazionale, fondamentale per gli altri comparti turistici la presenza dei turisti di prossimità. In attesa che si ammorbidiscano le decisioni austriache, è già in vigore il corridoio tra Italia e Germania, che garantirà la possibilità di transito a tutti i tedeschi che in questi giorni vorranno trascorrere le vacanze nella penisola. Il corridoio con la Germania è già ufficiale, nel senso che su questo tutte le regioni hanno spinto, grazie anche all'ambasciata del presidente della provincia autonoma di Bolzano, quindi i turisti tedeschi già nella prima settimana di giugno potranno arrivare usando questo corridoio, quindi senza fermarsi in Austria ma venendo direttamente in Italia, però noi gradiremo anche che ci fosse le porte aperte anche del turismo austriaco, che per noi è molto importante. Un turismo di prossimità che garantirà respiro, oltre che alle città d'arte, anche alle innumerevoli attrattive turistiche della regione. Per quanto riguarda gli altri settori, penso al lago, alla montagna, alla costa, le città d'arte in generale, riescono a vivere molto anche di turismo, diciamo, di prima fascia, e quindi di quei paesi come Austria, Germania, lingua tedesca, che ricordo rappresentano il 66% di tutto il turismo straniero, quindi per noi fondamentale. Su questo si può lavorare invece con una promozione specifica che noi abbiamo già in essere e che ci permette anche di dire al turista: vieni in sicurezza nei nostri paesi utilizzando l'auto.